Anna Rita De Zordo sta bene dal punto di vista medico. Le ferite d'arma da taglio al collo e al dorso guariranno in qualche decina di giorni. Clinicamente la ripresa è attesa. Emotivamente il percorso sarà tutto da affrontare. De Zordo, 51 anni, è la prima vittima nota di violenza domestica da inizio anno in provincia di Belluno. La donna è stata ferita dal coltello impugnato dall'ex marito Andrea Curtolo, 52 anni, e il gravissimo episodio è accaduto nell'appartamento in cui la 51enne vive nella zona di Cademaia, Cortina d'Ampezzo. La violenta aggressione ha rischiato di finire in tragedia. Andrea Curtolo ha colpito l'ex moglie con diversi fendenti che fortunatamente non hanno raggiunto organi vitali. L'allarme è scattato immediatamente. Sanitari del SUEM e carabinieri si sono precipitati per soccorrere la donna, che una volta stabilizzata è stata trasferita in elicottero nel reparto di chirurgia del San Martino di Belluno. Dopo l'aggressione, Andrea Curtolo si è presentato spontaneamente in caserma e nelle scorse ore, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per tentato femminicidio, fattispecie di reato prevista dalle nuove norme sul femminicidio introdotte nel codice penale. Per la provincia di Belluno si tratta a tutti gli effetti del primo caso in cui viene applicata la nuova norma. La Procura di Belluno fa sapere in una nota che il pubblico ministero assegnatario del procedimento ha già formulato richiesta al GIP di convalida dell'arresto poiché è eseguito in quasi flagranza di reato e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato. A supporto probatorio le risultanze delle indagini finora svolte dai carabinieri della compagnia di Cortina con i militari del reparto operativo del comando provinciale di Belluno, dalle quali emerge che la condotta del 52enne presumibilmente può essere ricondotta alla manifestazione di una volontà di dominio sulla donna e di limitazione delle sue libertà individuali, legate al rifiuto della vittima di mantenere il rapporto affettivo con l'ex coniuge. L'inchiesta giudiziaria si annuncia complessa. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti anche con l'ausilio di un medico legale.